Allora, continuiamo le interviste con Reparto Valdagno, Checchetto Giulio, portiere e capitano. Cosa non è andato? Questa Perché la sera. prestazione della settimana scorsa è stata più che onorevole, anzi forse stretto il risultato, quindi mi immagino che avevate preparato una partita proprio per incontrare la prima in classifica. Allora, buonasera a tutti intanto. Stasera, come ci è capitato in altre due occasioni qua a Tiene l'anno scorso, abbiamo sbagliato i primi 5 minuti e in questo, quando pecchiamo, dopo subiamo sia a livello di gioco che mentalmente. Però devo dire che dopo i primi due gol, in cui sicuramente Una io potevo partenza. essere più decisivo, anche la difesa, e dopo abbiamo avuto almeno penso 15 minuti in cui abbiamo giocato bene, in cui abbiamo difeso con grinta, solo che appunto per giocare così abbiamo dovuto prendere e subire due gol, cosa che appunto non va bene. Allora, come vi trovate nel campionato? Cioè, dopo il salto in A2? E, allora, Difficile, un salto troppo elevato? Come la vostra penso, sì, impressione, sì, 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 insomma, sì, sì. ecco. Penso che il fattore che ci limita sia quello mentale, perché ci sono altre squadre del nostro campionato, come ho detto altre volte anche ai miei compagni, che hanno qualcosa in più di noi da quel punto di vista e riescono a ribaltare le partite, riescono a mettere dentro quella pallina che dà animo alla squadra, dà fiducia, e a questo a noi ci manca e purtroppo, nonostante siano passate tante partite, non riusciamo ancora ad avere questo piglio e questa forza di lottare per trovare quel gol che dopo magari ci dà ancora più fiducia. Giulio, ti ringrazio della tua onestà, ti fa onore perché descrizione umile anche della situazione e vi faccio in bocca al lupo per le prossime gare, i prossimi impegni Grazie anche e a voi, per buona rimanere fortuna. in A2. Grazie mille.